Si gioca per la 12ª giornata nel campionato Under 19 dal comunale di Sant'Alessio. La Ionica ospita l'Atletico Messina, formazione di mister Riganello, che ha visto il rinvio della sfida contro il Camaro la scorsa settimana. Atletico Messina di mister Ardizzone, che ha vinto a tavolino per 3-0 contro lo Sporting Taormina. Vediamo allora i 22 scelti dai tecnici per disputare questa sfida. Ionica con Rizzo, Crupi, Caminiti, Campagna, Florio, Longo, Alberto, Garigali, Branca, Giannetto, Santoro. Risponde l'Atletico Messina con un 4-3-3 da Andrea tra i pali, Lombardo, Amante, Battiato e Vincenzo Lombardo in difesa, Giordano, De Marco e Muscherà a centrocampo, Libro, Koulibaly e Restuccia in attacco. Arbitra la partita il signor Armando Giuffre della sezione di Messina, in un girone dove il Camaro sembra ormai scappato. Si gioca per il secondo posto tra Ionica e Atletico Messina. Partiamo col film del primo tempo, che si apre con un calcio di punizione per l'Atletico Messina. Riccardo Libro sul punto di battuta, parte il mancino che sfiora solamente il palo di Rizzo all'8º. Ancora in avanti l'Atletico Messina, qui però Rizzo con un sombrero addirittura a saltare Koulibaly. Gran gesto da parte del portiere della Ionica, che con tanta tranquillità e tanta sicurezza manda alle ortiche l'intervento dell'attaccante biancazzurro. Al 20° rimane in zona offensiva l'Atletico Messina di mister Ardizzone. Stavolta è Muscarà che riceve la sfera, prova a fare tutto da solo, il suo sinistro però si perde alto sopra la traversa. Passano 5 minuti e ancora l'Atletico Messina che può cercare il gol del vantaggio. De Marco però alza troppo la mira su questo calcio di punizione. Al 28° sfida Libro Florio sull'out destro dell'Atletico Messina. Libro, attenzione al gioco di gambe, Florio prova a intervenire, Libro riesce a far partire il tiro. Rizzo in presa bassa al 30° calcio di punizione in favore dell'Atletico Messina. De Marco qui salta il diretto avversario, viene esteso e allora Giuffre indica il tiro da fermo. Giovanni Giordano sul punto di battuta, il capitano sventaglia dentro la sfera, l'uscita di Rizzo viene anticipata, Koulibaly il palo a dire di no, poi Amante sul più bello allontana la difesa della Ionica, arriva Riccardo Libro come un treno, calcio di rigore in favore dell'Atletico Messina, ammonizione per Caminiti sul punto di battuta. Lo stesso Riccardo Libro sfida Rizzo ma incredibilmente mette la sfera al lato. Al 32° occhio a Branca in casa Ionica, qui supera Giovanni Giordano dalla sinistra, prova a mettere dentro la sfera, il pallone però finisce fuori. Al minuto 35 si sblocca il match, qui il pallone finisce al limite dell'area, Koulibaly per De Marco, De Marco va col sinistro, De Marco lo mette all'incrocio, 0-1 per l'Atletico Messina. Ha trovato il gol l'ex Camaro De Marco, vantaggio meritato per l'Atletico Messina, sicuramente più in palla rispetto alla Ionica in questa prima parte di gara, che si conclude così. Duplice fischio a Sant'Alessio, amici della Wii Sport. 0 Ionica, 1 Atletico Messina. Decide il gol trovato allo scadere della prima frazione da parte di De Marco. Possiamo partire col film della ripresa. Si apre con una Ionica più vogliosa di trovare il gol del pareggio. Qui c'è un calcio d'angolo, Branca mette dentro, svirgolato alla difesa, ma D'Andrea è bravissimo a intervenire e a salvare tutto. Al 57° però Koulibaly trova questa conclusione, ma è tutto fermo per fallo di Rizzo al limite dell'area su Riccardo Libro. Solo ammonizione, questa è la scelta del signor Giuffre. Al 57° però lancio di Riccardo Libro per Koulibaly che si può involare verso la porta, decide invece di allargarsi, c'è la chiusura del difensore della Ionica. Koulibaly ha tutto il tempo di frenare, di stoppare, di guardare i compagni arrivare in area di rigore. Allora Koulibaly adesso può provare a mettere dentro, c'è Restuccia con questa conclusione che impegna Rizzo, che in qualche modo allontana. Era l'ultima chance per Elfred Koulibaly, che poco dopo uscirà al suo posto. Pino si prende i complimenti del dirigente Gualberti. Al 63° angolo Riccardo Libro mette dentro, Campagna svirgola sul secondo palo, c'è Peppe Amante che fa 0-2, trova il gol. Atletico Messina sviolina alla Gilardino, Peppe Amante da rapace d'area stavolta ha gonfiato la rete. Siamo al 65°, ancora Atletico Messina in avanti, che approfitta delle sviste difensive da parte della Ionica. Qui è De Marco che ritrova il pallone, prova questo sinistro, lo manda però alle stelle. Siamo al 71°, occhio perché rischia Atletico Messina di far rientrare in partita la Ionica, qui con Battiato che non chiude, conclusione che viene però ben parata da D'Andrea, poi allontana la difesa biancazzurra, in questo caso ci ha provato Giannetto. Passano 3 minuti, la Ionica ancora pericolosa, vuole a tutti i costi il gol per dimezzare le distanze. Azione dalla sinistra, c'è un primo tocco, un secondo, la sfera carambola fino a Trovato che prova la conclusione da Andrea in qualche modo e poi Amante libera l'area definitivamente. Al minuto 80 De Marco libera in lungolinea per Riccardo Libro, attenzione a Riccardo Libro che riesce a saltare anche Rizzo, mette il pallone dentro, arriva Davide Lombardo e il gol del 3-0 dell'Atletico Messina che chiude dunque i conti. La Ionica però a 5 dalla fine trova il proprio gol della bandiera, rinvia male la difesa dell'Atletico. Garigali con questo destro stavolta da Andrea può
solo guardare il pallone spegnersi all'incrocio dei pali. Un gran gol per la stellina dell'Under 17 della cantera giallorossa Garigali. Ma all'89esimo brutto episodio, perché a un minuto dalla fine c'è il secondo giallo a Caminiti, che interviene così malamente su De Marco. Non può far altro Armando Gioffre che estrarre il secondo giallo e quindi espulsione in casa ionica. Arriverà di lì a poco il triplice fischio al comunale di Sant'Alessio. Amici della Wii Sport, vince per 3-1 l'Atletico Messina sulla Ionica, reti di De Marco, Amante e Lombardo da una parte, di Garigari dall'altra. Settimana prossima incontro contro la Valdinisi. Un cordiale saluto e alla prossima.